In poche parole dobbiamo prendere questo pezzo del 986 pieno d'ortica e andare avanti di 200 metri, 300 metri fino a intercettare il bivio con il 971. Boh, proviamo. E che cacchio, non si vede. Ecco cane, forse non è stata proprio una bellissima idea, anche perché le bagna, signor. E infatti non si vedono le rocce, perché spesso questo lo fanno d'inverno quando non c'è meno erba e si vedono le pietre e le buche, i rami, i tronchi eccetera. Adesso è un casino, tocca andare piano. Il posto è bellissimo qua però. Eccolo qua, questo è l'altro CAI, il 987. Adesso noi andiamo verso Caserta Pala. Eccola l'altro bivio. Sì, buonanotte. Per finirsi dentro un ghiottitoio senza nemmeno accorgertene, guarda lì. Ok, attenzione alle rocce. Oh, buono. Che roba mostruosa. Sì, buonanotte. So. Là i rami, i tronchi. Mi tocca risistemare il casco che mi sbatte sugli occhiali. Oh cacchio. E questo deve essere proprio una cavità. Cerchiamo di non caderci dentro. Non vedo targhette. Dio. Sono stanco anche. Qua bisognava venire su freschi. E di là? E non farla da tago. Con tutta la Venezia delle nevi alle spalle.
dovremmo essere quasi sulla strada di nuovo. Eccoci, ecco di nuovo la strada, ma torneremo a uscire a breve. Mi riposo un attimo perché sono stanco. Non credo che riuscirò a fare l'altro pezzo, tornare su e scendere dall'altra parte. Siamo alla caserra alla Pala. Il sentiero scende di là. Qua ci sono dei scalini, cemento. Facciamo visita alla caserra. Questo cos'è? Per far luce. Ho messo questo per evitare che il fumo uscisse fuori, che evidentemente non aspira più bene, e questi qua invece per riflettere le luci delle candele. Stessa cosa per la stufa. Là c'è la zona notte, bandiera del Friuli, c'è solo una brandina con un materasso molto slozzo, un arco. Vabbè che forse qua non è come dall'altra parte a Valle Fris, ma dai, proseguiamo.